Genesi capitolo 48. Giacobbe ha rotto i suoi figli e Giuseppe. Dopo che era successo tutte queste cose, i frati suoi mandano a dicere a Giuseppe: O vicano, padre è caduto malato. E si portò là insieme con esse pure due figli suoi, Manasse e Efraim. Che questa cosa fu fatta sapere a Giacobbe. Il figlio di Giuseppe è venuto qua, è venuto a trovare. E Israele danno a regattare tutte le forze sue e si mettette assettato in mezzo oliette. Giacobbe dicette a Giuseppe: Quando stai venendo per paese Canaan, a Luz, Dio Onnipotente mi comparette, mi benedicette e mi ricette. O vicani, mo te farà giocare assai e ti farà crescere tanto che tu diventerai una cosa sola con parecchi popoli e darai tutti questo paese e tutta la discendenza che prenderà roba a te come una proprietà loro per sempre. Mo che i due figli che ti sono nati in tuo paese l'Egitto, prima che arrivasse qua vicino a te in l'Egitto, fa diventare pure figli miei, Efraim e Manasse. Hanno diventato figli miei come Ruben e Simeone. Saranno invece solo e due, tutti quei figli che ti nasceranno a roba a nascita loro. Chi saranno chiamati con nome, e tutti i fratelli loro in dall'eredità loro. E a sapere che interventi stava arrivando a Padan, in tuo paese Canaan, Rachele, la mamma tua, murette in da chi lo viaggio. Quando ci rimaneva solo un poco per arrivare a Efrata, e l'ha atterrata proprio da là, in coppa pica porta a Efrata, a Betlemme. Quando Israele virette figli di Giuseppe, dicette: E chi sono? Chi sono i figli che Dio mi ha mandato a casa? Rispondette Giuseppe. Porta a me la vicina a me, perché potesse benedicere, le ricette il padre. Tanto gli occhi di Israele erano affuscati per vecchiaia, non arrivava manco più a vedere buona una cosa nata. Giuseppe facette accostare a essa, e vasai e l'abbracciai. E Israele dicette a Giuseppe: Io non pensavo più a vedere la faccia tua, e io vicando, Dio mi ha fatto vedere pure i figli tuoi. E tanto Giuseppe facette rasare le ginocchia sue e si mettette con la faccia sua in terra innanzi a essa. Afferrai tutti e due, Efraim che mano era ritta sua, e io mettette vicino a mano mancina Israele. E Manasse che mano mancina sua, era ritta e Israele, e la facette accostare vicino a essa. Israele invece stenette a mano ritta e la mettette in coppa a capo Efraim, che era il figlio suo più giovane. E a mano mancina sua in coppa a capo Manasse, gruciando le braccia sue, pure si sapeva buono che Manasse era il figlio più grosso di Giuseppe. E a così benedicette a Giuseppe: Chi lo dica, padre mio Abramo e Isacco, hanno sempre alla verità e camminato innanzi a essa. Chi lo dica è stato pastore mio quando sono nato insieme a me. Chi l'angelo che mi ha salvato da tutte le guai mie, benedicesse questi due guaioni. Fosse sempre ricordato in da loro nome mio e il nome dei padre mio Abramo e Isacco. E sa grandessere assai per numero immenso a tutta la terra. Giuseppe vedette che il padre aveva messo a mano e ritta in coppa a capo Efraim, e che questa cosa non le parette buona danno. Afferrai stesse danno a mano e ritta il padre e la mettette in coppa a capo Efraim, per mettere in coppa a capo Manasse. E ricette il padre: Non è così, padre mio, e chi è stato figlio mio che è nato per prima? A mano e ritta tu la mettere in coppa a capo di chi è stato? O padre invece non volette stare a sentire e ricette al vicino figlio: O sacce figlio mio, o sacce che pure chi si diventeranno popolo, pure chi sarà grosso, ma frate suoi più piccerille sarà assai più grosso essa, e tutta la discendenza sua diventeranno un cofane popolo. E in da chi lo stesso giorno benedicette. E voi, se servirà Israele per benedicere, ricerrà così: Dio facesse diventare come Efraim e come Manasse. E a così mettette Efraim prima e Manasse. Poi Israele dicette a Giuseppe: O vicano, io mostro per morire. Dio invece sarà sempre con voi, per fare tornare un'altra volta in tuo paese tutte le patte vostre. Quando a me, io ronco a te, più ai frati tuoi, non cuore sei montagne, che ha giuluata in mano della moreia, che ha spada e con l'arca.